prego. Tatuaggi. Anche i tatuaggi se l'ha fatta a sinistra. Ma quindi li ho fatti in marinale, vero? Sì. Io ho fatto 40 anni. Marina? Sì. Marina militare o marina? Marina militare, sì. Ah, ecco. Pala Expo, come vedete, è una struttura molto ampia, è tarata per il momento per fare 2880 persone al giorno, su 20 linee che raccolgono l'anamnesi e 10 che fanno la vaccinazione, e un centro finale amministrativo che dà l'appuntamento per la volta successiva. Oggi è la prima giornata, partiamo con 720 vaccinazioni, di queste sono 540 fragili e 180 anziani. Domani andiamo a 1080 con 900 fragili e la rimanenza sono sempre anziani. L'altra ala, se dovessimo avere problemi, ma lavorando così siamo già direi a un ottimo livello, potremmo arrivare tranquillamente a 4.000 dosi al giorno. Con questo clima, con questa, diciamo, non c'è il problema dell'essere fuori alle intemperie, cosa che avete visto nei giorni scorsi, l'avete anche segnalato, purtroppo ci scusiamo. Guarda che diventa famoso, diventiamo famosi. Allora potrebbe avere un po' di fastidio nel punto di inserzione della puntura. Se proprio dovesse avere tanto fastidio si mette un po' di ghiaccio, ok? Sì. Perfetto. È felice? Sì, allora peggio quelli ci facevano nel petto. Quelli sì. Peggio in casella. Poi sono andato in India, mi hanno fatto quelli sulla schiena. Oh mio Dio. Figurati, Allora credo lei non abbia problemi. No, Io sono stato in Africa, me ne ero